Ciao a tutti ed eccomi qua. Allora, questa è la prima lezione, davvero prima, e partiamo dalle basi. Strano, ma è vero. Si parte di solito dalle basi. Imparare e vorremmo imparare la lingua serbo-croata o la lingua serba e direi che in futuro, siccome è difficile dire serbo-croata, impareremo la lingua balcanica. No. Allora, scusami tanto se interrompo il tuo bel video o se interrompo il tuo ascolto, ma ascoltami, qua sotto trovi un link, cliccando ti porta su una pagina web. Questo ti aiuterebbe tantissimo di scoprire tutto quanto ciò che possiamo offrirti se vuoi imparare la lingua serbo-croata più velocemente. Aspetto, cliccare qui nella descrizione, cliccare sul link, puoi anche lasciare un like. 2. Impareremo la lingua serba, ma quello che sa parlare croato mi capirà al 99%, quindi tutti voi che volete imparare la lingua non è che cambia tanto. Certe cose hanno sempre lo stesso nome. Allora cominciamo. Allora partiamo da pronomi personali. I pronomi personali in italiano voi li sapete già. In lingua serba ce ne sono ovviamente, quindi al posto di dire io sono, tu puoi dire ja sam. Io sono ja sam. Tu sei, ti si, lei è, on je. Esatto. Ja ti on, to je, questa è sono i pronomi personali, va bene, ci siamo. Solo che al posto di lei in lingua serba è on. Forse vi scriverò da qualche parte, ok? Quindi io, ja sam, ti si, on je, noi, vi, voi, oni, loro. È facile, è vero? Ja, ti, on, mi, vi, oni. Ja sam, ti si, on je, mi smo, oni su, vi ste, oni su. Io, tu, gli, voi, loro. È uguale oni. Loro sono. Oni su. Oni vuol dire plurale, più di una persona, loro, ecco, facile. Noi, mismo, noi siamo, mismo, to. Questo fa parte della prima lezione di base. Io sono, ja sam, tu sei, ti si, lei, ona je, noi siamo, mismo, vi ste, oni, loro. Oni su, loro sono. Penso che sia facile. Ecco, queste sono le prime, come ho detto. Proseguiamo avanti, facciamo anche dei numeri. È importante sapere dei numeri, immagino, ovunque siete. E anche su questa lezione facciamo tornare indietro con 2 o 3 parole che dovete saperle,
se andate in vacanza o come turisti, Jasse Zovem, e potete dire il vostro nome. Io mi chiamo e potete dire il vostro nome. Arrivo da o vengo da, dolazim iz Italia, vengo dall'Italia, sono qui in visita, ovdje sam u posjeti, u posjeti vašoj zemlji, vrlo interessantno. Un altro tipo di conversazione potrebbe essere anche dobar dan, buongiorno, mi chiamo, zovem se, e potete dire il vostro nome e cognome, arrivo da o vengo da, abbiamo già fatto, dolazim iz Italia, qui sono per una visita, ovdje sam turistički, u obilazak grada. U obilazak grada vuol dire vorrei fare una visita, un tour della città. Potete dirmi un hotel più vicino, možete da mi kažete najbliži hotel, molim vas, per favore, molim vas. In futuro vi faccio anche una cosa molto più breve, quindi non mi fermo tanto su quelle cose di base, vi faccio dei esempi quotidiani che vi possono capitare in una conversazione quotidiana. Questo fa parte sempre della prima lezione e facciamo anche con questa lezione contare fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima lezione e facciamo un refresh di quella precedente e andiamo con i numeri. Alla prossima, ciao! Vidimo se, ciao ciao!